dietro al campo ci stanno altre 1000 situazioni, a volte anche più belle, perché comunque scopri veramente tante cose. Il calcio per me è tutto. Il calcio è la vita di ogni persona comunque, la vita di ogni persona che è appassionata di questo sport, perché solo chi è appassionato può capire determinate sensazioni che hai magari quando fai un gol, quando comunque vinci una partita. Il calcio è veramente una base della vita. Dietro al campo ci stanno altre 1000 situazioni, a volte anche più belle. Tutto è iniziato quando avevo circa l'età di 3-4 anni e al Papizon, alla vecchia Papizon, che era un circolo sportivo vicino a Via Ostiense, dove c'era la prima categoria, e ogni 2 settimane con papà andavamo lì a vedere la partita e magari ci mettevamo fuori al campetto di calcetto e provavamo qualcosa, magari mi faceva calciare a destro, provavo col sinistro, comunque sono belle emozioni. È arrivato il momento del San Paolo, quando a 7 anni mio padre ha deciso di portarmi lì, e lì ho cominciato la scuola calcio e dopo 3 mesi si è formata, diciamo, il gruppo che tuttora ci sto insieme, diciamo. Da quando siamo bambini, penso sui 7-8 anni, che giocavamo qui in questa squadra insieme, e poi da lì è partito tutto. Siamo stati tanti anni nella stessa squadra e questo ha portato tra noi una grande amicizia che poi con l'andare avanti nel tempo è rimasta e ne sono molto contento. Qui ci sono i ricordi più belli e io e Marco qui siamo, non dico molto conosciuti, però quasi, perché comunque eravamo la coppia d'attacco, una delle coppie d'attacco più forti che c'è stata qui a San Paolo. Lui faceva gol e io gli facevo fare. Abbiamo iniziato tutti insieme facendo la scuola calcio, siamo cresciuti insieme e abbiamo affrontato determinati problemi insieme. Anche fuori dal campo siamo riusciti tra virgolette, a fare gruppo. La cosa più bella è che mi porto ancora adesso, che a differenza di tante altre generazioni che si sono conosciuti da piccoli, loro sono rimasti incredibilmente uniti. Ancora adesso li vedo, che sono passati anni, quasi 10 anni, di più, che comunque escono e giocano ancora tutti insieme. Di quel gruppo tantissimi continuano a giocare e questa già è una cosa splendida. Non mi potrò mai dimenticare di lui, perché comunque è stata la prima persona, tra virgolette, che ha creduto in me. È stato per me come un fratello, perché comunque prima lui aveva 23-24 anni, quindi io potevo vederlo solamente come un fratello maggiore. Sono tornato a San Paolo per fare gli allievi Coppa Lazio e quell'anno, diciamo, è andato tutto abbastanza bene, è andato tutto da copione, è andato. Sono riuscito a fare sui 30-35 gol tra 93 e 92 giocando sotto età, e quell'anno è stato, diciamo, l'anno fondamentale per poi poter accedere a una vetrina, diciamo, migliore. Era mi sembra dicembre e è venuto il direttore sportivo del Savio. Servono 2 ragazzi per fare una campagna tipo di pubblicità per la Nike e ero stato scelto insieme a un altro compagno di squadra. Un'esperienza che magari in altri contesti non avrei potuto mai fare, ma magari conoscere i giocatori oppure andarci proprio in macchina insieme, oppure è stata veramente una bella emozione.
C'erano degli incontri, su questo era organizzata la Nike. In questi incontri sono riuscito a vincere la sfida all'Artiglio con, non mi ricordo sinceramente il tempo, però sono riuscito a vincere e avere un contratto con la Nike per 2 anni. Comunque mi sono torto, diciamo, una bella soddisfazione. Anche facendo, diciamo, un tunnel a One. Sì, non tunnel a One, però il tunnel c'è, quindi è così. Vabbè, parlare di Fregene secondo me è proprio una cosa relativa, perché comunque Fregene è come se fosse la mia seconda casa. Ci stanno persone che mi hanno sempre rispettato, mi hanno sempre portato sempre su, quindi non posso dire assolutamente nulla. E poi comunque ci sono state molte soddisfazioni, perché il primo anno che sono stato a Fregene ho fatto 2 o 3 presenze da fuori quota, quindi comunque già era tra virgolette un buon risultato. Poi purtroppo ho avuto un problema, un incidente, quindi io non ho potuto continuare fino alla fine dell'anno. L'anno seguente c'era in ballo la promozione e con la prima squadra siamo riusciti a vincere il campionato e a levarci questa bellissima soddisfazione almeno di vincere un campionato. L'anno dopo, vincendo la promozione, abbiamo fatto l'eccellenza e siamo arrivati ai playoff per arrivare in Serie D, però purtroppo al 95esimo per pura casualità sono riusciti a agguantare il pareggio e a passare alla fase successiva la squadra sarda. Io ho un debole per Montella, per me è un giocatore fantastico, è un giocatore che mi ha fatto veramente appassionare a questo sport. L'emozione di quando segni è difficile da commentare. Quando fai aeroplanino non lo so, è una cosa indescrivibile. Quando segni e fai aeroplanino è indescrivibile come cosa. Recupera la sfera, 1 contro 1, ci sono dall'altra parte i compagni, ancora Maramao, tiene il pallone, zona tiro, va con il destro, Maramao, ancora lui! Il mio approdo alla Lega è stato tutto determinato dal gruppo che ti parlavo prima, e un giorno mi è stato proposto di fare la Lega Calcio a 8 dalla A2 nel 2011 e lì ho fatto 6-7 presenze con non mi ricordo quanti gol sinceramente, e quell'anno abbiamo vinto la 2. L'anno dopo, che la stagione 2012 è stata, sì, tra virgolette, è stata la stagione che mi ha esaltato di più alla Lega, comunque era la prima. È stata un'annata semplicemente fantastica, perché comunque siamo riusciti a levarci molte soddisfazioni a discapito di squadre che comunque sulla carta partivano favorite. Noi comunque come matricola nessuno ci aveva dato, tra virgolette, troppa importanza. Però con l'esperienza di Mazzesi, con i colpi dei Principali, con i colpi dei Pantaleoni, comunque come squadra era una squadra veramente competitiva e secondo me, ero sicuro che saremmo arrivati molto in alto. Eccoci qua, buonasera, naturalmente ben ritrovati all'Atletico 2000, gioco incredibile di fumi e di colori, praticamente il campo è sommerso dai fumogeni. Sta per iniziare la finalissima, che con lo Scapicollo Super Ciccio, che con lo Scapicollo... Secondo me è stata una, tra virgolette, casualità, perché comunque come abbiamo giocato quella finale non avevamo mai giocato così male, quindi è andato così e va bene. Checco è il massimo delle aspirazioni per giocare alla Lega Calcio a 8 e il mister mi ha chiamato, ci siamo sentiti quest'estate appena appresa la notizia della non iscrizione del Super Ciccio, chiedendomi comunque quali erano le motivazioni. Io gli ho dato le mie motivazioni per quello comunque che era successo con Super Ciccio
e ho dato la mia disponibilità. Mi trovo in un ambiente come se stessi a casa, come se mi conoscessero da una vita, quindi sto veramente benissimo lì. Ho saputo che Super Ciccio non si iscriveva al campionato e mi sono informato su Marco e su Stufa. E abbiamo preso prima su Marco perché poi era un giocatore che ci ha messo più in difficoltà l'anno scorso, perché all'andata ci fece un gol straordinario su sforbiciata e qui sia in Coppa che in campionato ci ha messo parecchio in difficoltà per la velocità, e ho visto in Marco proprio il giocatore adatto, il ragazzo perfetto. Sono molto bravo a calciare sia di destra che di sinistra, quindi questi qua li metto come primi due. Poi come terzo ci metto il dribbling, perché comunque a detta degli altri non è facile starmi dietro. La visione della porta, il fiuto del gol. Velocità, controllo di palla, vede la porta come pochi, è un giocatore, per me è completo. Un saluto da Marco Maramao agli amici di Fannerate e buona Lega Calcio 8 a tutti. Dietro al campo ci stanno altre 1000 situazioni, a volte anche più belle, perché comunque scopri veramente tante cose. Il calcio per me è tutto.